Ci sono richieste che arrivano quotidianamente e purtroppo non ci sono posti letto disponibili. Gli alberghi vantano già un tutto esaurito dallo scorso anno e le richieste vengono così dirottate ai call center dell'ente di promozione del turismo. La grande adunata ha richiamato migliaia di persone in città, ma a dire il vero non è l'unico evento. Treviso senz'altro sta contribuendo ai numeri del turismo veneto. Nel 2016 la regione ha attratto quasi 18 milioni di arrivi, 11 milioni e mezzo gli stranieri, realizzando più di 65 milioni di pernottamenti. Performance turistiche migliori dell'intero Portogallo. Ma il Veneto del turismo deve anche rimanere saldo al treno che sta passando, recepire trend e mutamenti sempre più improvvisi. Tanto che spesso si parla di turismo 2.0 e comunque sempre più spesso si parla di un turismo non più contemplativo ma esperienziale. I turisti vanno intercettati mentre sono ancora a casa e navigano in internet. Vanno recepite le mode e le tendenze del momento. Quest'anno per le città d'arte e il lago è stato un record di presenze, ad esempio, ma bisogna continuare a vendere le bellezze. Ci sono quelle tantissime piccole città d'arte che potrebbero ricevere una maggiore valorizzazione utilizzando magari quei brand territoriali che fino ad adesso sono un po' nascosti.